In diretta dalla sala B di Via Asiago in Roma, viva Radio 2! Presentano Fiorello e Marco Baldini! Buongiorno Baldini! Buongiorno Fiore! Oggi grande giornata, avremo un ospite, arriverà tra una manciata di minuti un ospite che veramente grandioso. Se lo sognano, Se lo sognano. in questo momento se lo sognano perché torna, no non torna, viene per la prima volta qui a Viva Radio 2 Gianfranco Funari, pensa che per lui abbiamo preparato 3 microfoni. Neanche uno, Tre microfoni, perché così quando arriverà qui dirà dammelo uno, Dammi il due, dammi il tre, perché noi vogliamo quel Funari là. Sì, certo. Allora, parleremo di un sacco di cose, chissà quante cose avrà da raccontarci, ci parlerà di questo sabato sera, ma chi se ne frega, perché No, vedrete il sabato prossimo che cosa farà Funari, perché secondo me è come se l'avessi già incontrato, Sì, è te come se l'avessi lui già mi avesse detto, detto, ce la presenta la seconda puntata, ma faccio di testa mia, Esatto. faccia di però lo immagino perché questo perché benissimo, no, dice, ha lo detto, immagini. ha pensato una Ecco. cosa del genere. Mezzaga. Allora, ci sono notizie. Sì. Notizie, ragazzi. Sì. Notizie perché A non minchiatina. è successo il 1° maggio, è successo un disastro. Un disastro oggi. Io non sapevo niente perché purtroppo io quella sera del 1° maggio guardavo il migliore di Mike Bongiorno. no? Sì, che fra l'altro ha vinto gli Che ha ascolti. vinto la serata. Io è ero tra vero. quelli che mi guardavo a cosa. È successo Di tutto, c'è quello lì Mazzola, come si chiama? Rivera, Ah, Rivera, sì, Rivera, pare che abbia detto, finita, bruciato, che qualsiasi ne cosa. Bravo, complimenti, che io non Baldini, ce l'ho fa qua lui, accanto, certo. No, comunque è successa Sì. qualsiasi cosa, terrorismo, è stato accusato, Sì, è vero. io proporrei la pena di morte, È lo vero. ucciderei. Sì, no, davvero, non Rivera possono va estirpato subito. Bruciamolo come Esatto, Giordano ma che Bruno, stiamo a dai, scherzare? Come non si si può, permettono? E poi quegli altri, Sì. ti ricordi quegli altri che facevano la satira, che facevano sul Ah, padre sì, Georg, Georg, pure anche quelli, diamogli impaliamoli addosso. quelli, impaliamo. No, fate impalare te. Io no, io sull'impalamento preferisco. Beh, cose che succedono, Sì. si dicono, si esagera, tante volte sai il pubblico, il palco ti fa prendere un po' la mano, ma questo dovevamo dirlo, insomma, Sì, certo, no? giusto, che lì si certo. sono dissociati tutti, Sì. tutti Sono dissociati, scappati appena tutti uno dice una cosa, autori, produttori, Rai, tutti si sono affrettati, Hanno fatto il noi voto. poverino, l'hanno lasciato da solo, caro Rivera, ci dispiace, certo, uno pensa delle cose, le dice, voglio dire, E poi se non le si sa dice, come le poi prende. bisogna prendersi responsabilità, cioè, voglio dire, io non certo. credo che non avessero concordato nulla, io non ci credo che con gli non è che autori questo se ne è uscito se ne è così, uscito così alla Rai, su, L'avrà dai. detto a qualcuno, no? Comunque, vabbè, è vabbè. un terrorista questo Rivera. Sì, Io sono per la pena di morte. No, ma anche l'ergastolo a vita. No. Che dici? A Rivera glielo diamo a questo comico bravo ragazzo con la chitarra? A uno con la chitarra tu gli vuoi dare l'ergastolo? Quando uno c'ha la chitarra non gli devi dire niente, se c'ha un mitra gli devi dire qualcosa, certo. capisci? Io non mi schiero, No, come neanche io. sai com'è. Allora c'è una notizia arrivata subito, il conduttore del 1° maggio, Sì. Rivera, eccola qua, Eccola. Eccola qua, dichiara, alzami questo, cos'è? Ah, si è impallato? Si è impallato il computer, scusate sempre. E l'ansia Vabbè, non te può la dico arrivare, io, sì. te la dico io. Il conduttore Rivera, dice lui, dichiara, non ce l'avevo col Papa, ma ce l'ho ancora con Valcareggi per quei minuti che mi fece fare. Non lo fece giocare, Esattamente, esatto, va vabbè. bene. Allora, di che cosa parliamo? Il nostro maestro Enrico Cremonesi, il maestro eccolo. Enrico Cremonesi, detto anche Forforello, vabbè. è con noi. Cosa hai preparato? Facciamo uno stacchettotello di anni 80, Anni 80. Prepara qualcosa per Funari, pensa a qualcosa di musicale per Funari, che lui era anche un cantante. Ah, ok. Ai tempi lui faceva il cantante, il cabarettista, il croupier, ha fatto anche il croupier, Sì. ragazzi, che gli hanno pure spezzato. Mio idolo. Gli hanno pure, pensate che Baldini ha i poster di Funari Sì, in camera. con le perché carte è il mio in mano. idolo, certo. C'ha 2 poster, quello di Funari e quello di Varelli. Sì, è pensate. vero. 2 poster c'ha. Allora, attenzione, cosa c'è? È uscito un libro. Questo è vero. Qual è? È uscito un libro sulla storia del pene, incredibile. ma pensa Da te. Adamo al Viagra, al capitolo intitolato a Baldini c'è una pagina bianca, sappiamo. Sì. Ah, se Funari fosse qui e potesse parlare. Lo so, Cosa ma non direbbe chissà. sul pene, ne avrebbe da raccontare anche lui. Sì, anche su quelle cose lì. Sì. Io ho letto una cosa, però
perché l'ho letta oggi stamattina. Pare che... No, non so, quello non lo so, se l'hanno fatto pensavo i suoi. che... No, che vabbè, non diciamo, poi glielo chiediamo quando avuto... su un aereo, pare che sia successo. Sì, l'ho letta. Ma era scritta sul giornale. C'è qualcuno che fuma in studio, io non so. Ma non chi è, sapete, no, sono le luci, sono le luci, sono le luci, queste luci che fanno fumo. La Cremonesi. macchina del fumo. Come? La macchina del fumo. Sì. Abbiamo anche la macchina delle cartine. Questa è la più bella. Questa è più bella, va. Abbiamo pure quella dell'erba, allora Sì, volendo. Sì. Dai. Ok. Dai, sì. Possiamo? Aspetta! Scusa, no, Vai. Lo stacchetto, ecco. I Go West, We Close Our Eyes. La mettevo in discoteca. Io. Ah, ecco, c'è il comico, c'è Rivera. Sì. Ecco qua. Non parla più Basta. ora, così impara a dire. Con sti terroristi con la chitarra. sti terroristi con la chitarra, bisogna. Eccolo. Così. Allora, che cos'è? Ah, dobbiamo dirlo. Che? Devo dirlo, purtroppo devo fare i complimenti. A chi? Milan. Mina? Milan. Ah, certo, te l'avevo detto che vinceva. Devo fare i complimenti. Lo so, devi, Tu l'hai giocato a 12? Sì, a 12 l'ho giocato, 3 mesi fa che vinceva la Coppa. Complimenti, mi hai fatto una bella partita. No, dai, ha fatto una grandissima partita. Diciamo. Ma loro c'hanno quello là, però. Quello c'hanno quello, cacà. Secondo me, visto quanto va veloce? Secondo me quello prima della partita si fa 2 o 3 piatti di fagioli Sì. e parte A con reazione, un Everrude 150 cavalli. Cioè, superava il terzino che era avanti a lui Sì. non so, cioè, capito? È una cosa È incredibile. l'unico che frena in salita. È una proprio, cosa poi. incredibile. Sì, proprio una roba micidiale. Bravi, Bravo. devo dirlo. Sì, dai. Ieri Tutti, Maldini al telefono Sì. ha detto ci porti sfiga così, gli ho portato a sfiga. 3-0. Provate a richiamarmi Maldini se è possibile in diretta senza dire 3 niente. banane, Paolo proprio. Maldini Sì. che ieri correva su, ha visto come correva, era felice, tutti Vero, felici, tutti saltavano. milanisti, poi che facevano Inter. Papà, Oh, guardate chi c'è dietro, c'è Igor. Ah, Igor, è interista anche lui. Si chiama Igor perché il papà era comunista, lo chiamo Igor. Sì, Igor è aiutante di Ballandi. Che è successo? Altre Attenzione, notizie? l'osservatore romano attacca l'arbitro Sì. di Milan-Manchester. Perché? Incredibile. All'inizio della partita con i 2 capitani ha fatto testa o croce. Questo è terrorismo. Squilla, sentiamo. Squilla. Non risponderà mai. Sì. No, È ancora in giro perché da il numero è ieri notte. anonimo. Paolo, Sì? sono io, Fiore, Rosario, Fiorello. Fiore, com'è? sei in diretta. Ciao Paolo! No, ti ho chiamato, sai perché? Perché siccome tu ieri avevi detto ma l'ultima volta che io ho chiamato la radio te mi hai portato sfiga, siamo stati eliminati. Non ho detto così. E invece Era solo- no. Era solo una coincidenza, ho detto, Una coincidenza. speriamo. Però io adesso voglio sentire qualche cosa, no? Cosa mi dici adesso? Cosa ti dico? Grazie, che ti devo dire? Sei contento? Quanto sei contento? Molto. Bella Non so partita. ancora, no, bellissimo, veramente, soprattutto per come abbiamo giocato, veramente. Senti, mi hanno Veramente. detto, non so se è vero, che tutti i calciatori sono tornati a casa tranne Gattuso che ancora che corre lì. È vero che sta ancora correndo, sta azzannando gente. Anche a casa, moglie, bambina, tutto. Lui arriva. No, bravi, devo dire bravi, non lo dico a malincuore da sportivo, dico bravi, grandissima partita, veramente grande. Un cacà superlativo, no Paolo? Sì, fortissimo, veramente. Nel confronto diretto con Ronaldo devo dire che ha stravinto. È un campione maturo, pur essendo giovanissimo. Bravo, Sì. vedi? Ma un po' tutti, devo dire, sono stati bravissimi. È stata veramente una bellissima serata. Senti, ma tu che li vedi agli allenamenti, no? Sì. Quanto fa cacà nei 100 metri? No, non nel senso... 100 metri con un litro. No, aspetta, fa. detta così, Non no. suona benissimo. Quanto fa Riccardo, si chiama, come lo chiamano loro, nei esatto. 100 metri? Ma non abbiamo mai, non è una distanza che facciamo spesso, sinceramente. Ah, qui 80, 50? Nei 30
già il più veloce, e avendo poi quella progressione incredibile, secondo me lui è uno che va sotto gli 11. Va sotto gli 11, ragazzi, quindi questo allenato potrebbe fare pure. Sì, tu l'atletica. pensa, sei io e lui, no? Io comune mortale e Cacà, 100 metri, lui parte, Sì. io ancora sto aspettando lo sparo. No, lui parte, tu in motorino, arriva prima Ma lui. non so se arriva. ce la faccio. Senti Paolo, ma ce la farai? Spero, Fiore, non so ancora, sto cercando una terapia che mi possa permettere di arrivare perlomeno a sperare di giocare la finale. Vediamo se te la posso dare io. Senti un po', cos'hai esattamente? Dimmi esattamente cos'hai. Allora, praticamente non ho più cartilagine nel ginocchio sinistro. Ah, Ce finita? l'hai un po' di cartilagine? Aspetta, chiamo l'Ikea, vediamo un po' che c'è qualche cosa. Allora, ti dico io cosa facciamo? Dai, Allora, dove sei in questo momento? guarda, sto entrando in macchina, sono ancora a Milanello. Ok, allora fai una cosa, apri la portiera della macchina, non sto scherzando. Aperta. C'è l'altoparlante della macchina? Appoggia il ginocchio all'altoparlante. Ci sei? Io ci sono veramente. Ok. Sta alitando sul ginocchio. Sta alitando sul ginocchio. Come ti senti già? Molto meglio, Fiore. Grande. Senti Paolo, veramente di cuore, perché io lo dico sempre, veramente Paolo Maldini, come possiamo, in una parola sola, è un signore, cioè proprio un signore dello sport, di come dovrebbe essere il prototipo, di come dovrebbe essere il calciatore, c'ha tutto, è bravo, io non so, se io fossi donna te la darei, ti giuro. Ecco, vedi, questo è. Ti giuro, ma non Meno male per te che si chiama Fiorello. Senti Paolo, allora in bocca al lupo a te, lo dico anche ai tuoi colleghi, a tutti i tuoi compagni, anche a tutti i milanisti, da un interista. Ecco. Ok? Grazie. Applauso, in bocca al lupo per la finale allora. Grazie, un abbraccio a tutti. Ciao Paolo Martini. E adesso chiamiamo Ti è piaciuta Liverpool, questa del chiamiamo, facciamo gli auguri. Ti è piaciuto il Sì, ginocchio? il ginocchio Pensa non è male. se gli Guarisce. basta. Tutti C'è la fila c'è dietro. gente che mette i polsi. Ti faccio alitare sul conto in banca se non funziona subito. Abbiamo una canzone che lanciamo oggi. La ragazza si chiama Arianna, canta molto bene. Che cosa ci ha colpito di questa canzone? È una cover, cioè nel senso è una canzone tradotta in italiano che riprende un vecchio successo degli anni 70, ma non mi diciamo quale, in modo che così l'ascoltatore lo scopre in diretta. Dice, ma questa è quella dei. Allora, Arianna con Quel che sarai. Vediamo chi indovina per primo qual è il pezzo, anche qui dal pubblico. 3, 2, 1, via. Ehi, indovina il brano misterioso. Posso sentirti già vivi dentro me. Immagino quel che sarai. Musica intorno a noi, la ballerai. Lo so che da qui tu per me Chi l'ha capito qui? cambierai le Neanch'io. regole, riaccenderai il battito di questa vita immobile. Nessuno l'ha capito, Corri per le strade più forti del rumore, correrai, vola sulle strade più alte dei pensieri. Ma anche lei l'ha capito. Tu volerai. Versione ricordiamoci che Gianfranco Funari è già
sacco di VGC. Sto urlando come una pazza. Arianna, quella della Sirenetta. Era proprio lei che cantava i pezzi Disney. Sì. Adesso poi si è specializzata nel musical, è bravissima, ha fatto tanti di quei musical. Bellissima questa canzone, quel che sarà, i cover di Stayin' Alive. Era questa l'originale? Sì. È partito. Bello, incredibile. Si sono annodate le corde Sì, vocali infatti. in un secondo. Continua ad arrivare fumo da qualche parte. Ma non lo si so, capisce. forse prende fuoco qualcosa. Volevamo salutare una Sì. categoria di persone in particolare, non so se ti ricordi ieri. Volevamo salutare la frutteria, una frutteria sì, che sì, sta sì. proprio qua vicino a Via Asiago, dove ieri io ho comprato 2 mele e un cesto di fragole, sì. no? A un certo punto era questa signora, siccome sta frutteria ha cambiato diverse gestione, perché lavorare in frutteria è uno dei lavori più duri che ci possa essere. Uno dice, perché la frutteria metti la frutta là e la vendi. No, la signora mi guarda e mi fa, caro Fiore, è dalle 2 che sto in giro. Cioè alle 2 di che? Di stanotte. Perché chi ha una frutteria si sveglia alle 2 e alle 3 di notte, vai ai mercati perché prima arrivi E prima è meglio trovi, e prima certo. trovi la roba Migliore. migliore, la devi portare in frutteria, la devi lavare tutta, la devi sistemare, la devi pulire se c'è roba da pulire e poi dopo comincia la vendita di tutta la giornata. Fino alle Quindi 8 arrivi la alla sera, sera, sì. arrivi alla sera che sei veramente un uomo distrutto. Quindi mi è venuta sta cosa di fare un saluto a tutti i fruttivendoli d'Italia, in particolare alla signora. Signore, le faccio la pubblicità gratuita perché Vai. proprio, guarda, la frutteria in via Montello, vi prego, andate Le oggi, migliori banane, amici le di migliori Roma, pesche. ma pure che vi comprate una banana, Le comprate pere- una banana, le pere più comprate, belle. comprate una banana alla frutteria di via Montello. Banane della frutteria di via Montello, banane, fragole. Compratevi ad esempio romani gli agretti, che sono così buoni, gli agretti. Alla frutteria Montello, il melone più bello. Ecco, Gianni. Ehi, ciao, sono Gianni. Perché non andate a comprarvi magari delle banane lamponi? Me l'ha detto Cugia. Di Dio. Allora, Sì. siamo pronti. L'osservatore Sì. romano, attenzione, ancora l'osservatore romano attacca Ancelotti, ha eliminato il Cristiano Ronaldo. Quindi questo è terrorismo. Sì, è vero, questo terrorista anche lui. Tutti terroristi. tutti terroristi. Allora, Sì. abbiamo un collegamento Sì, con... no, perché ieri c'è stata la grande partita del Milan. grande partita, allora ne noi abbiamo abbiamo parlato da Milano abbondantemente. un collegamento da Milano. non Chi so. sarà? Un Boh, giornalista? Un giornalista sportivo, immagino, sentiamo chi c'è. Allora, il nostro inviato dal Meazza, pronto? Ma pronto una girandola di fave! Ma Martano, ma ancora lei? Ma cosa vuol fare a commentare la partita? Ma perlomeno l'ha vista? Io no, ma il mio figliolo sì, Maremma rossonera. Vabbè, ma scusi, in famiglia non siete tutti della Fiorentina? E la mia moglie sì, Sì. ma il mio figliolo tifa per il Milan, Maremma galliana. Ieri sera mi ha rotto il rotolone vicino tutta la sera. No, ma perché? Lei cosa guardava? Mi Scusi? attento a guardare quel bel programma culturale, quello che parla della natura. Ah, quello è- tipo, Gaia, il pianeta che vive. uno, due, tre stalla, quella roba lì. Bello, A me mi immagino. piace vedere queste cimbraccole. Non dica parole che poi... Perché cimbraccole... Cimbraccole sono... L'ha scritta te, lo so, io non la conosco. lo so che l'ho scritta, è per questo che dovevo passarci sopra così. Se ti ho scritto la parola, io per me non è una parolaccia. No, è certo. Guarda, cimbraccole. Bene, e così abbiamo finito C'è di qualche lavorare. toscano lì? No, Che vuol dire cimbraccole? Ah, cirimbraccole. no, Cirimbraccole da dove? Dove? A Livorno? Allora non si sa, ehi, dal telefono. Ah sì, prego, Martano, scusi, era una discussione. Vabbè, insomma, lei si diverte a vedere queste, diciamo, ragazze un po' leggerine. Sì, che litigano i contadini, insomma è bello osservare di queste io, le minigonne, le zeppe, che spalano lo sterco di pecora. No, ma perché? Non fanno solo questo. Pensa, una volta una di queste nobildonne sbagliò. Sbagliò? Perché? Pensava di mungere una vacca, Sì. si avvicinò, gli afferrò le mammelle. E allora? E non erano mica le mammelle. E che erano? Erano le palle del toro. Ecco, senta,
Maremma da monta. Ecco, non le chiedo come andò a finire allora. Lascia stare. Ecco, lasciamo perdere. Torniamo a suo figlio. Ma scusi, che fastidio le dava se guardava la partita? La sera, ogni volta che il Milan partiva all'attacco lui vociava. E come vociava? E cosa diceva? Cacà. Tu sta zitto, ti ci mando io a cacà. No, vabbè. Una Senta, roba, guarda, una roba. però bisogna tutta essere la sera. obiettivi, eh? Il Milan ha fatto una bella partita. Ma chi se ne frega, Maremma ancelottata. Guarda, se non fosse stato il mio figliolo gli avrei offeso anche la mamma. Vabbè, che c'è? Alla fine ci ho visto più e ho detto, senti un po', Maremmaccia avvelenata. Vai a vedere la televisione in un posto più grande. E lui mi ha risposto, dove? Sui coglioni del benissimo, Subato! grazie. Martano è colorito, non c'è niente da fare, è un po' colorito. È pericoloso questo. Era arrabbiato, Gli hanno rovinato. Per arrivare Gianfranco Funari tra circa 5 minuti. Sì. Diteci se abbiamo pubblicità, cose da mandare. La promozione, ecco, no, così niente. abbiamo Cremonesi, la nostra orchestra, che ci sono programmi televisivi che pagherebbero oro per avere Cremonesi e la sua orchestra. Cosa avete preparato oggi? Abbiamo preparato una canzone con te. Con me. Con te. Sì. Quale canzone sarebbe? Si chiama Eye in the Sky. Parla del satellite, dei decoder. Eye in the Sky, che è? Vuol dire io su Sky, no? In inglese. Sì, certo, è traduzione letterale in the proprio. Sky. Siamo sicuri? O il testo in inglese? Certo che ce l'hai. Ho capito qual è. Allora, questa canzone ha Alan segnato Parsons, un'epoca, quante volte l'abbiamo cantata in macchina, noi di una certa età. Eye in the Sky. Tutti dicono, ma qual è? Adesso appena la sentite dite, oggi di queste canzoni non ne fanno più. Purtroppo no. Ma te lo ricordi Alan Parsons? Sì. Cos'era? Project. Che lui era il tecnico del suono dei Pink Floyd. Pensate, già il tecnico del suono dei Pink Floyd cosa faceva? Ti rendi conto? Cioè, È vero, questo andava a aggiustare le cose dei Pink Floyd e poi intanto di pomeriggio faceva andava i al numero dischi. 1 in classifica. Pensa com'è. Pensa il tecnico nostro, Sasà, dove va? Ecco. Dove va Sasà Sasà? diventa primo in classifica. Dove hai sta visto? Zazà? Sasà, lui è Sasà. Sasà etiope. infatti. Un gazzello, proprio una cosa. Allora, siamo pronti? Io non so perché la canzone dice don't think sorry, Casley said. Don't try turning tables instead. Scusa che ho problemi di presbiopia. Sì. Yep, Si sente. lost. I've changed before, but I'm not a god. But I'm not gonna give anymore. Hai capito cosa ho detto? Qualsiasi cosa. È bello cantare delle cose di cui uno non capisce ignora una cippa, il esatto. significato. Potrebbe dire qualsiasi cosa. Allora, senti questo pezzo che ci concentreremo perché va cantato soffice. Sì, vai. Ma proprio soffice. Sì. When you want. 2, 3, 4. Sorry, it's easily said. Don't try turning table instead. You've taken a lot of chances before, but I'm not gonna give any more. Don't ask me how it goes, 'cause part of me knows what it thinking. Say what you're gonna regret. Don't let fire rush to your head. I've heard an inquisition before, and I'm not gonna take any more. Believe me, the sun in your eyes, the son of the lies were believing. And I am to see it.
chitarra, Antonello. Ah, non c'è la chitarra. Per una volta non strappo il foglio. No, è venuta non bene. Non strappo il foglio, è venuta un po' veramente... versione mammola, però non è venuta male, Corriere della Sera, esce la notizia: cannabis, via libera ai farmaci antidolore. Dov'è? Ah, sulla cannabis, no? Uno si può fare... Cannabis, via libera. Caruso di Rifondazione Comunista dichiara: ai 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 ai, che male che ho. Vabbè, noi ne abbiamo parlato anche ieri, Sì, no? sì, Abbiamo sì, parlato, chi di noi non tranquillo. si è fatto. Allora, vediamo se il pubblico è coraggioso, perché nessuno, tutti nascondono gli altarini. Chi di voi in gioventù si è fatto una cannabis? 46 anni, cos'è, gioventù? Oh. Signora, da lei non me lo sarei aspettato, fuori. No, veramente, pochi però, quelli che hanno avuto il coraggio No, di gli dirlo. altri cocaina. Ma sì, ma chi da ragazzino, mi ricordo nel 72, Io anch'io nel 2007. 73, quando ancora era considerata. Sì. È vero, Con la T droga. si diceva, che non sapeva neanche come si diceva con la T. Che cos'è questo? Mi ricordo insieme, dicono che è gioca. Con la C, Gioca. Quanti scherzi ho fatto nella mia vita? Ho fatto fumare della lattuga a tanta gente. Sì, rosmarino. Senti questa, quelli fumavano lattuga e rosmarino e facevano buonissima questa. Incredibile, vabbè, però è sempre meglio non iniziare, no, diciamo, certo, se uno fa no. tutto fa male, pure Sì. Funari, sai, Anche Funari mi ha raccontato che lui Sì. ha fumato in sala operatoria, cioè lui era lì prima dell'anestesia, scusate un attimo, a fine della sigaretta, addirittura purtroppo lui ha voluto, gli hanno messo una flebo con del fumo, mentre così almeno durante l'intervento l'operavano. un po' di nicotina c'è. Certo, ormai mancano quasi 5 minuti, abbiamo una radiopromozione e dopo poi torniamo. dopo, certo, dopo arriva sarà lui. il fan in inglese, l'acqua fanari, ti immagini? Prego, vai. prego. Dove inizia il glamour quest'estate? Dai sandali oro e argento nei nuovissimi materiali a specchio o con plateau nelle allegre vernici colorate. Sarà vero? Boh, certe amiche mie a cui non sfugge niente assicurano di sì e la collezione Bata lo conferma. Venite a scoprirlo di persona in uno degli oltre 300 negozi Bata in Italia. Sarà davvero difficile resistere. Eccoci. Los Angeles, una notizia, se mi ricorda una grande cantante, Zola Taylor, sai chi era Zola Taylor? Non mi dire calciatori, non la fa. Stavo dicendo Zola la vampira, io non si figura. Zola Taylor è la voce femminile dei Platters. Ah, sì. E manda le condoglianze anche Enrico Cremonesi, che è la voce femminile di Viva Radio 2. Scusate se riusciamo a ridere anche, però un pensiero a Zola, insomma, è morta, è andata a un'età, dove io metterei una firma, insomma. Cioè, che età? 106, non so. Una roba. Quello che è, quindi voglio dire, sì. una battutina si può anche fare, Sì, anche sì. perché nessuno di noi qui arriverà a 106 anni, Le ve lo posso corna- dire, ma tranne uno. Signore e signori, è con noi Gianfranco Funari che già si sta toccando. Salve Gianfranco. Buongiorno. Io in famiglia ho il precedente. Chi c'è? 108 a mio nonno. È vivo ancora? No, è morto a 108. Ah, quando?
108 anni fa. Ah, quindi da poco. Sì, sì, sì. Gianfranco, che piacere averti qua. Ieri ti abbiamo evocato con Mike. Sì, Buongiorno. evocato, ma Brutta parola, è un verbo che non mi piace. Abbiamo già detto due cose, 108 anni evocato. Allora, sì, hai leviamo, capito. leviamo. Anche perché è vero che io sto pandando. No, ma E te dico di sì, dici- te perché dico tu di sì. lo so perché dici così. No, perché perché tu esorcizzi. non esorcizzo. Io lo dico sempre. 5 bypass, 4 si sono chiusi. Se chiude il quinto nessuno si meraviglia. Come si sono chiusi 4? Si sono chiusi 4 bypass. Da soli? Da soli. E perché non te li fai riaprire? Perché bisogna fare un intervento in 2 volte, non a cuore fermo. Il rischio è grosso e io devo stare fermo un anno. No, Preferisco non puoi. morire lavorando, capito? certo. Perché mi diverte di più. No, perché molti hanno pensato che io scherzassi. Hai visto il bastone? Devo fare un altro bypass. sì. Ce l'hai presente Berlusconi? Sì. Io so al rovescio. Lui è stato fatto tutto di fuori, io tutto di dentro. Come? Ha ragione. Gianfranco, scusa se te lo dico, ma perché non ci apri il programma sabato sera così? Perché preferisco i testi di Guggia, ha detto Guggia. Ma allora sei come me. Sì. E io faccio tutto quello che mi dice lui, capisci? Sono Morandi, il bastardo, il monchido. Senti Gianfranco, no veramente ci ha raccontato poco fa, ci siamo incontrati ovviamente prima, ci ha raccontato tante di quelle cose, tra l'altro grande, lui è stato un croupier, Sì, qui e c'è io un Baldini, giocatore, dunque, però Se sei stato anche... sapessi come mi ha fatto arrabbiare Baldini. Dimmi come, lo so. perché? Perché stavamo a Tunisi. A Mamet. A Mamet. Tu sei stata a Mamet? Sì, Ma con lui. sì. Con lui? 3-4 anni fa. Tutti e due in coppia? Sì. Sì. Ah, non lo sapevi. No! Allora, lui ha giocato a Teresina, ha avuto un comportamento di partita bellissimo. Io stavo alle Gli occhi spalle. aperti, sì. Poi io sono andato alla roulette. E poi ho visto che lui è arrivato alla roulette. La roulette è una macchina strana. Ma io così ti riconosco Gianfranco, tu così mi piaci a me. Che mi dà la fetta io vedo la fetta di mortadella, E vedo. lui si mette a giocare alla roulette. Dico, Dio, mo' li riperde tutti. Io mentre io, Detto fatto. io giocavo su 2 tavoli, l'ho pelati, Sì, l'ha l'ho pelati. sdraiati. Tutti. Sono usciti, mi hanno detto grazie, non so di che. Ma forse mi aveva portato lui che aveva perso lui. Baldini sei un pollo! Alla roulette sì. Baldini è un pollo. Senti, noi stiamo qui, non stiamo qui a parlare del programma che tu farai sabato, che ce l'ha detto Mike Buongiorno e ci sarà lui, ma che Sì. gli fai fare? Come? Che gli fai fare a Mike? No, c'ho una cosina che è non dice- divertente, non posso anticipare. Però perché possiamo dire, scenografica. questo lo diciamo, possiamo Sì. dire che questa seconda puntata Ci sarà qualche cambiamento di intonazione di voce. cioè tipo qualche o E qualche tutte le volte che interverrò con una voce un po' particolare. Tipo? Cioè la mia. ma tu, è quello che c'hai da dire che ti viene Cioè, che da mi dire. viene spontaneo. Guarda, vogliamo fare quella cosa subito? Dai, no? dai, Sai, dai. noi- anche noi abbiamo degli autori, ti presento, Sì. lui si chiama Diego. Sì. Diego. No, Sì. Vabbè, lui si insomma. chiama Claudio. Claudio. Fasulo, lui è Diego Cuggia, Fasulo, poi Ma che mi sta più a percutere? No! Io sono il produttore e mi chiamo Bibi. Bibi, Bibi Berlandi, bravissima persona. Persona, Io voglio bravissima. tanto bene. È vero, è un Bibi, papà, sì. è un papà. Sei un papà. Gianfranco, non ti preoccupare, stai tranquillo, sembra un po', è un misto tra Prodi e Casini quando parla. Molto un po' più casini. È un po' più secondo me, casini. E un po' più Monsignor casini. Tonini. Cosa vuoi? I risultati vanno E e vengono, vengono. sono come noi, ma pensiamo a chi sta peggio di noi, è vero? Ce ne sono un Parla sacco, così, tanti. che stanno con le pezze al culo tanti. e lo dice ogni tanto. Noi abbiamo pensato di fare una cosa, non è un Ma non hai notato la cosa più buffa di Bibi Ballando? Quale? C'è giacche che arrivano quasi alla punta delle mani. No, È vero, sì, ce la lunga. Sempre- Chissà perché, Da C'è- così. in radio non si può vedere, ma C'era Ma un tatuaggio secondo sulla me- mano. secondo te Secondo me è la tenuta dei soldi. la tenuta? Cioè, lì col mignolo li blocca. Che Ti tiene sotto, col mignolo li blocca. Senti, allora, secondo me abbiamo preparato una cosa per te, Sì. perché hai detto, non dobbiamo andare totalmente a braccio, prepariamo però un qualcosa che ti può dare l'opportunità, lo spunto per dire 2 miliardi di cose. Sì. Ed è un'intervista, noi abbiamo coniato delle interviste, abbiamo fatto il sì e il no, Sì. poi abbiamo fatto una volta una coppia, abbiamo fatto l'intervista sincro. Tipo a Ficarra e Picone che devono rispondere allo stesso momento su una stessa domanda. Vedi. Questa invece si chiama Finisci la frase. Sì. Ok? Ok.
Beh, sembra disgraziato. No, però. è bella, è bella. Guarda, ragazzi, mi fai dire il peggio del peggio. Ma chi se ne... guarda, lo mandiamo in onda, Rai 1 appena inizia sto pezzo, registriamo, lo mandi in onda subito. Sì. Siamo pronti? Sentiamo, Siamo pronti? Allora, ci siamo. Quando ti hanno offerto la prima serata di Rai 1 hai detto adesso vado lì e... Adesso vado lì e ho due soluzioni: o mando tutto per aria o li stupisco per classe ed eleganza. Non ho fatto nessuna delle due cose. No, sono fatta sotto Letter God. Succede, sai che io un 3 sabato sera fa, no 3, cioè inteso come programma, mi ricordo che la prima puntata, i primi 10 minuti non mi usciva neanche, avevo la salivazione azzerata. Ma pure a te ti è successo? No, a me non mi è successo, ma ho sentito la terrificante presenza di Rai 1. Ah, capito, ho capito. La cappa proprio che io la chiamo la ghisa, cioè, nella calotta del cervello, la ghisa. Mi sono venute 2 o 3 volte un istinto di sfasciatutto, ma non Vuoi l'ho andarne? fatta. A me ma c'è sempre la seconda puntata. Ma apposta volevo farvi una seconda puntata. Quando ho visto gli ascolti ho detto ho sbagliato ma già hai praticamente risposto. No, tanto per cominciare, secondo me ho sbagliato l'argomento. L'argomento è un argomento un po' strano, perché sapete perché? Sì? Nel 97 Clinton fece un discorso all'ONU dove parlava dell'Apocalisse, cioè di quello che sarebbe stato, nessuno ne ebbe segno. Ma io ho un'esperienza commerciale, è venuto dalla Germania un signore che fa le pile e mi disse: non vendo una pila in Italia, faccio un fatturato bassissimo. Perché contro un'altra invece che fa lire Dio. Dice perché? Ma sa, l'altra costa 100 lire di meno, ma io ho un vantaggio, la mia è biodegradabile. Lei ha venduto tutto, mi vende ste pile, ho fatto un mese, non ne ho venduta una in più. Alla gente che era biodegradabile, dato che costava 100, non gliene fregava niente. Questa è stata la più grande delusione della mia vita a livello commerciale. Quello è l'argomento difficile. Però c'è Rai 1. Rai 1 ha il dovere di sensibilizzare l'opinione pubblica, ma nella prima puntata è successa una cosa che non hai capito tu. Dimmi. Tutto il pubblico della Rai si è spostato su Gianni Scorri. Però il mio era tutto cambiato. Nel senso? Nel senso che andava da diplomato a laureato, mentre prima era terza media o analfabeta. Su questo non ci sono dubbi. E mi sai che sapete, amici, io diciamo sono agli stato ascoltatori chiamato, che si possono vedere. No, io sono stato chiamato per cambiare il pubblico, perché se si vede così Rai 1 nel 2020 ci avrà 3 persone come ascoltatori. Quindi ha bisogno di uno che giri il timone. Non so se ci riuscirò. C'è sempre la famosa seconda puntata. Sì. Noi aspetteremo. Attenzione, quando hai visto Berlusconi con le 5 ragazze hai pensato, vedi che... Ma che ce fa? No, lasciami sta Berlusconi, sai che io voglio un gran bene. Cioè io lo contesto spesso politicamente, però come persona io voglio. Anche perché ci capisce. Sì, lo so. Ci capisce, ma di brutto ci capisce. Andiamo perché sennò alla fine è lunga questa. Quando si parla di matrimoni fra gay dice fra gay dici io quei due li lascerei a letto, ma chi ve frega, che male fa? È giusto per noi. Quando hanno messo il divieto di fumo hai sperato di incontrare Sirchia per... No, niente, io sono entrato, ho seguitato a fumare e ho detto al ristorante al cinema non mi rompere il coglione. Così. E non mi hanno fatto detta così. Perché è una cosa indecente. Quando vado a votare penso, vado lì e scrivo... Niente. Sì, è un paio di volte che metti proprio scheda bianca. No, proprio non ci sto, non so proprio da che parte andare. Bene. Dio ti telefona in diretta durante il programma. Prendi la linea e speri che ti dica: la Madonna esiste. Sai perché? Perché secondo me il paradiso è stato inventato da Michelangelo. Sai perché? No. Perché come si chiama la pietà di Michelangelo? Nessuno si è reso conto, ma ha fatto la madre più giovane del figlio, e quello è il paradiso. Quello è il paradiso. È l'amore eterno. Che bella concezione di... vedi. Prima ti telefonava Dio.
adesso il diavolo ti telefona in diretta durante il programma, prendi la linea e speri che ti dica... Non fa lo stronzo, lo so che tanto mi acchiappi. Quando Prodi ha vinto le elezioni hai pensato, vedi che... Può succedere tutto in Italia. Quando rivedi, facciamola bella così, quando rivedi i tuoi vecchi programmi in televisione dici, ammazza come so... No, ammazza come so, come ero, come non vorrei più essere. Ah sì, vedi? Quando vedi la corrida pensi, potrei andare lì a fare... Ah, ma io se do le dimissioni dalla trasmissione mi iscrivo alla corrida. No, giusto, ma voglio cantare alla corrida. Va benissimo, sarebbe il massimo, anche perché Scotti ha fatto un concerto con una piscinica sotto al sedere. Così, io sto preparando orchestra, un concerto di Pernacchia e Fischio, è il mio sogno quello. Senti, il cardiologo ti dice che è meglio limitare i rapporti sessuali, lo guardi negli occhi e... Non me l'ha mai detto, mi ha detto di limitare il fumo e io ho fumato. Non mi ha detto dei rapporti sessuali, uno mi ha detto o si riopera o muore, l'altro ha detto quello voleva diventare celebre, alziamo la terapia. Io sto all'ordine del giorno e pronto a morire. Ah, sei proprio sì, così. Sì, mia moglie non ci crede, non sai perché ha rimesso l'idea. Dato che lei mi ha beccato 2 volte che stavo per morire, una volta mi portarono in sala di rianimazione e il primario disse venga fra un'ora, 9 su 10 non lo trova. Quindi ormai si è abituata. È bello come parla della morte Gianfranco. Sì, è bello ormai, sì. E ti dirò di più, che quando mi sono ripreso in sala di rianimazione ho detto anche a un infermiere vadi all'ingresso che ci dovrebbe essere mia moglie. Lui è uscito e è rientrato con gli occhi sbarrati, dice sua moglie sta in ginocchio davanti alla sedia e sta pregando, non capisce che cazzo sta facendo davanti alla sedia. Ecco perché mi viene da ridere. Attenzione, andiamo a cose più di attualità. Quando hai sentito Andrea Rivera che diceva quelle frasi hai pensato, se io fossi il Papa... No, se io fossi il Papa niente, perché quelle frasi Rivera l'ha ricopiate esattamente da me. Io ho detto le stesse cose su Odeon per 10 puntate di seguito. Sia ben chiaro questo. E nessuno se ne è accorto. Nessuno se ne è accorto, perché l'importante non sono le cose che dici, ma il palcoscenico. Certo, dici. Lì il primo maggio, insomma. Andiamo. Riguardatevi Odeon. E io ricordo che a San Pietro ci sono sempre andato, ma col cappotto in bianco, volevo gettare confusione. Allora, guarda, domanda proprio classica. Se tu fossi al governo, la prima cosa che faresti? È una cosa brutta proprio. Che faresti? Farei lo stato d'assedio con le forze armate per sconfiggere la camorra, perché io sono stato a Napoli, ho fatto un'inchiesta sulla monnezza. Quando l'ho finita sono salito su un treno, questo non ho mai detto, Sono arrivato in Germania che la monnezza, la stessa monnezza hanno riportato a Napoli, hanno pagato 2 viaggi. Ma dai. E come no? Cioè, hanno preso la monnezza. L'hanno portata in Germania, dalla Germania e ritornato con lo stesso treno sopra. E come mai hanno fatto fare sto giretto? Ci hanno guadagnato. Hai capito? Allora, sentite, ho detto, amici, sentite. In presenza di mia moglie, ho detto a un esponente importantissimo della maggioranza, senti un po', ma che mi ammazzeranno? Perché ho visto della gente brutta intorno a me. Vuoi sapere che mi ha risposto? Rispondi te, di. Per stavolta l'hai scansata, l'hai scampata, la prossima volta te fanno. Mi sono spiegato? Allora io stavo... Un politico ti ha detto questo? Sì. Capito? Che ci manda avanti. In qualsiasi momento faccio venire qua, io lo dico davanti. Domanda, io capirei... Ma chi è non si può dire, no. Mi sembra indecente perché in effetti mi ha tutelato e mi ha avvertito, però, capito? Certo. Io sono tornato indietro perché il padre di mia moglie mi sparava, io stavo in viaggio in nozze, ho portato a mezzo la monnezza sotto tiro, ho fatto lo scemo. L'ultima domanda, l'ultima. Se ti Ma dicono... non sapevi cose del genere? No. Se vuoi te ne racconto di quello che ti vanno altro radio stanno così i capelli, Ma io ho passato dei guai che tu non hai idea. Non la sapevo, quindi come te Baldini. Sì, no, peggio penso. Senti, se ti dicono che domani è veramente la fine del mondo, pensi adesso io?
Adesso domani vorrei fare la torre dove salvare qualche cosa. Che se ne dica, salverei il popolo italiano. Il popolo italiano, lo stesso che lo stesso che preferisce vedere Scotti, non ha nessun risentimento. No, ma sai cos'è? Che il pubblico della corrida è quello, Ci sono 6 milioni di persone che aspettano la corrida perché è un programma fatto bene. Gerry Scotti è bravo. Ma poi vuoi scherzare? Gerry è il mio miglior amico, io dico sempre che è il conduttore che si attacca alle farfalle. Quindi sono altre persone che noi dobbiamo convincere il sabato sera a essere in televisione. Attenzione. Chi è Moreno? Si sta guardando il telefonino suo. No, non è mio. Chi è tuo? È suo. È scritto male. No, posso dire. No. Finisce le frasi e non è male. Attenzione. Arrivano notizie, Eccolo qua. Il chirurgo di Funari, questa non la sai manco tu, conferma su quello che hai detto. Dissi alla moglie di Funari, torni fra un'ora, 9 su 10 non lo trova. Lei tornò dopo un'ora e non lo trovò. Era andata a comprare le sigarette. Facciamo una pausa. Vai. Pubblicità. Pubblicità. Grande Gianfranco. Vai. Sabato su Rai 1. Grazie. Ci devi stupire? Sì. No, aspetta, non te ne andare, da morire. No, rimani qua ancora voglia. Per fare la spesa ci sono tanti posti, piccoli, grandi, grandissimi. Ma la spesa non è solo una questione di spazi. Chi conosce Conad lo sa bene, perché ci trova qualcosa di molto più importante dello spazio. La gente di Conad. Questo è Conad. Allora, si concentri. È marroncino ma può anche essere bianco. È famoso quello di Colombo ed è ottimo in camicia. Per 100.000 euro ci dica cos'è. Beh, facile, una gallina. C'è chi in un uovo vede una gallina e chi in una ghianda vede una magnifica quercia. Noi di Aviva Assicurazioni siamo così, perché Aviva da 300 anni guarda oltre, per garantirvi un futuro sereno e sicuro. Per questo 40 milioni di persone in oltre 25 paesi si fidano di Aviva. Aviva, guardare oltre è il nostro mestiere. E quindi tu saresti il piede destro? Sì, sono io. Bella quella scarpa casual in tessuto. Certo, è di Bata e anche con la bella stagione ci tengo alla moda. E perché io no? Ti di sinistra e non ti intromettere, scusatelo. E che fai di bello nella vita? Oltre a indossare Bata? Vabbè, sono un artista. Davvero? Sì, suono il pianoforte. Oh! Tutti e 3 i pedali. Ah! E lui invece cosa fa? Chi? Ah, lui, il piede sinistro. No, niente, batte il tempo. Bata. Difficile resistere. Prova tu a sfornare 2 quintali di sfilatini con il forno acceso tutta la notte. Ma lo sai quanto costano 4 kWh di energia elettrica? Meno di 1 chilo di farina, con il vantaggio che non ne sprechi neanche un po'. Se hai la partita IVA, scegli Sorgenia, l'energia intelligente che conviene a te e all'ambiente, perché traduce il risparmio energetico in risparmio economico. Passa a Sorgenia, l'energia sensibile, anche alle tue esigenze. Numero verde 800 122 797 oppure sorgenia.it. Il resto del catino ti darà Aqualite, aiuta la digestione. Sul suo di time a tutta pagina. Little is good, thank you. Aqualete, l'effervescente naturale del benessere. Tante virtù, poco sodio. Eccoci, ora Gianfranco chiamiamo uno scrittore, non so se lo conosci, Federico Moccia. È il nostro scrittore preferito, sai, quello di 3 metri sopra il cielo. Sentiamo, eccolo là. Chi è? Baldini, Viva Radio 2. Quanti anni hai? Amo, tutte le volte, 47. Ah. Cosa? Ma lo dico è vero allora. Cosa? Che alla radio si sentono le voci dei morti. Ma che morto, dai, ma non sono così vecchio, dai. Ma dai, sei andato, Federico, sei andato ormai. Sono un ex adolescente. Capirai. Tu da mo' che hai smesso di adolescere. Adolescere? Che roba è? Certo, adolescere, tutti gli adolescenti adolescono. È un verbo intransitivo, deponente e riflessivo, ma poco riflessivo, come tutti gli adolescenti, lo sai. È un verbo, no? ok. E come si coniuga? Cosa?
Il verbo. Ma quanto sei ignorante, Baldini. L'adolescente non si coniuga, si sposa molto tardi, molto più tardi, quando cresce e diventa adulto. Capisci? Ha ragione, Federico. Riesci a comprendere? Sì, ma allora l'adolescente che fa? Che fa? Cosa? L'adolescente cosa fa? Quando l'adolescente adolesce, basta, è felice per cose molto semplici, guarda il suo orologio fosforescente che fosforesce, beve l'acqua effervescente che effervesce, certo. E pensa solo a quel sentimento inebrioso e folgorifero chiamato amore. Certo, va bene, ok, abbiamo capito. Il primo amore è come il creditore di Marco Baldini, non si scorda mai. Bravo. Senti, Federico. Sei contento quando ti dico queste cose? Sei contento? Moltissimo. Sei Senti, contento. stai scrivendo qualcosa in questo periodo? Sì, stamattina, al bar. Al bar? Sì, ogni tanto sotto viene Roma, la vena? Piazza Euclide, Parioli, Certo. Sommoccia, Federico, scrivo libri, sì, sappiamo tutti. traggono libri Sì, dai miei film. e No, delle contrario. volte anche film dai miei libri. Cioè, tutto ormai, Tutto. musical, qualsiasi cosa. Anche. Sì. Ciondoli. Ciondoli. Ciondoli, anche. tutto, mode, gadgets, tutto. Lucchettate varie. Lucchettate varie. Qualsiasi cosa. Senti, allora hai scritto un libro al stamattina bar? al bar. Mentre aspettavo il cappuccino ho scritto proprio un libro sui fazzolettini di carta del bar. Bravo. Ma pensa che un signore è entrato e li ha usati per pulirsi la bocca. Ma scusa, tu non gliel'hai detto? Certo, gli ho detto, guardi signore, che lei si è pulito la bocca con un mio libro. Lui mi ha guardato e mi ha detto, ma tu sei Federico Moccia, vero? Ti è andata bene che mi sono pulito la bocca. Ma senti, Dimmi. Di che parlava il libro? È una storia difficile. È la storia di Grigri e Giorgio che vanno a trovare le figlie di un famoso cantante. Qual è? Come si chiamano? Du e da. Ma alla porta di casa viene ad aprire il padre, Minghi. E loro scappano inorriditi. Allora Grigri e Giorgio vanno dalle nipoti di un altro famoso cantante. E queste come si chiamano? Davide Undì e Davide Undà. E insieme vanno a cercare una terra promessa, un mondo diverso dove crescere i loro pensieri. Ecco, bravo. Senti, ora Ti è veniamo. piaciuto? Moltissimo. Lo comprerai? Me lo tatuo. Lo leggerai? Sì, proprio... Te lo tatui? Che bello. E su ogni punto metti un piercing. Certo. Senti, veniamo al tuo blog www.federicomoccia.it. Ok. Allora, ti scrive Dubbioso 88. 88 sono 2-8 insieme? Sì, ok. sono in numero 288. Ciao Federico, come stai? Molto bene. Eccolo. Dunque, domenica andrò a Capri con la mia Buon barca. divertimento. No, non io. Chi? È Dubbioso 88, domenica va a quello che Capri. Lui ti scrive a te. Io parlo in prima persona, ma è lui che ti scrive. Allora. Ho capito. Ok. Quindi andrà a Capri? Sì, andrà a Capri con la sua barca. Sì. E due gemelle. 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 Sì. Due gemelle. Gemelle. Due ragazze uguali. Due gemelle. Gemelle. Sì. E ti sei incistato in questa parola? Perché gemelle non ti viene? Gemelle. No, è tutto attaccato. Sì, è tutto attaccato. È tutto attaccato. Perché gemelle. Gemelle. Allora le gemelle della camicia, capisco. Vabbè. Capisco. Gemelle. Due gemelle. Ecco che era. Gemelle. Due gemelle mie amiche che si sono sono due persone allora. Sì, due gemelle sono due. Ho capito, sono sorelle. Mie amiche che si sono autoinvitate. Ora, punto. Non sono bellissime. Le chiamano le gemelle Cesler. Come mi devo comportare? Allora mi rilasso un attimo, Ecco, ora se lo deve riscrivere tutto. Ciao Federico, come stai? Bene, tutto bene. Domenica andrò a Capri. Cioè, la sta riscrivendo perché se non capisce. Andrò a Capri. Sì. Andrò a Capri. Sì. Con la barca, quindi si presume che ci sia il mare. Ma è per con forza, la barca. montagna. Quindi Con la Capri barca è un dove posto devo di andare? mare, un posto di mare. Certo. E ci va con due gemelle, abbiamo detto su due persone, quindi sorelle, che si sono auto. Gemelle cugine dura. Auto invita, questo non mi torna, se vanno con la barca, perché si auto invita. Ma è un modo di dire, vuol dire che uno si invita da solo. Poi dove a barca a invitarsi? Certo, non sono bellissime, le chiamano le gemelle Cesler. Cesler. Come mi devo comportare? Come devo comportare?
Stefano? Bene, ci sono. Caro dubbioso 88, ricordati che Capri è situato in un parco marino protetto. Se la guardia costiera ti trova con delle cozze sulla barca, sono cazzi. Benissimo, grazie a Federico Moccia. Allora Gianfranco, caro, già vedi che qui ci si diverte. Sì, si adolesce. Potrebbe essere un'idea. Che cosa? Un'idea per te, la radio in futuro. Vieni qui, apri il microfono, ma io il futuro, l'1, il 2, il 3. A Fiore, io il futuro ce l'ho dietro alle spalle ormai. No, ma tu sei fissato con questa cosa, ma che stai a parlare? Sono 75 anni, e non allora? posso più. Hai visto quella cantante è morta a 106 anni? Vabbè, ma quella cantava, io invece sparlo. È diverso. È pericoloso. Attenzione, è pericoloso. c'è una notizia che ti riguarda, i bypass di Funari dichiarano non siamo chiusi, facciamo un po' a turno, perché lui ci fa fare un mazzo così. Allora ti dico pure No, lo sai perché ti dico questa cosa? Perché c'è molta gente che è preoccupata, tutto sommato, se c'ha qualcosa al cuore. Ma tutti ce l'hanno, Baudo c'ha bypass, Costanzo. No, bypass ce l'ha pure Baudo. No, forse se non ce l'ha si sta toccando i ce l'ha maroni. Lippi 2. No, aspetta, scusa un attimo. Lippi e Costanzo ce l'ha. Ma io ho letto in un giornale che Maurizio Costanzo e Pippo Baudo si sono incontrati in clinica con i vestaglioni. E magari si faceva le tonsille uno, perché c'è? Ai bypass tricologici, credo, non lo so, io ho letto da qualche parte, ci hanno tutti, insomma. No, a me mi si sono chiusi. A me sai che mi hanno detto? Che io avrò, mi dovrò mettere verso i 70 anni in bypass, perché avendo il cuore che ho adesso a riposo 45 battiti. Pensate, io 87. Pensa la differenza, quindi quando avrò... Ricordati che col cuore non ci capisce niente nessuno, è vero. Cioè, i bypass sono un fatto meccanico. È trucida l'operazione, ma il rischio è bassissimo. Pensa che ci sono più rischi per fare l'appendicite? No, l'appendicite. La cistiferia. Penso che se l'è tolta lui. Cistiferia l'ho fatta io, l'ho fatta. Grazie a Dio. Il 4% di mortalità bypass c'ha il 2. Quanto c'ha il bypass? Il 2, quindi amici, fatevi pure il bypass tranquillamente. Sì, pensavo oggi. Sembra una stupidaggine, ma guarda che il bypass è la salvezza. Che stavi dicendo? Stavo dicendo che fu proprio in sala operatoria quando feci la coronarografia. Che il medico mi disse ne ho fatte 30.000, lì mi sono preoccupato perché io credo ai numeri e ho detto complimenti. A proposito, lei è anormale. Lei è? Anormale. Tu eri anormale? Sì, perché? Perché non ha cambiato colorito e sembra che sia stato a Capri. Perché devo fare se la merita proprio mi sa Marlboro in bocca. E io fummi in camera operatoria mentre mi cucivano il braccio. Non ci credo. Poi non ci credo. Dove andare? E al vetro c'era Dino Siani a redazione perché dovevamo iniziare una trasmissione e se io stiravo le zampe loro andavano a casa. Quindi hai capito? È una cosa. E poi quando stavo per morire la seconda volta è stato bellissimo perché ho aperto l'occhio. Aspetta, te lo faccio vedere. Che mi fa c'erano 5 donne, erano le donne della mia vita, le mogli e le conviventi. Ho fatto. Per gli amici alla radio ha fatto il gesto dell'ombrello. Esatto. Senti Funari, ma te la sentiresti di dire per radio che fumare fa male? Sì. Fumare è la più grande stronzata che un uomo possa fare, ma è una grande stronzata fare il mestiere che facciamo. Perché ci sono dei mestieri seri a cui abbiamo rinunciato. Io no purtroppo. Sì, non avevo io sì ce l'avevo. Lui giocatore. Non ho capito perché non ha fatto i gruppi e si divertiva a vedere perdere gli altri. È vero, pensa che pirla che sono. Attenzione, Funari dichiara: al cuore non si comanda, ma al fegato gli faccio certi cazziatoni. Allora, abbiamo un disco. È stato un piacere venire da te. Ma non aspetta, mica è finita. C'hai una fretta, c'hai. E c'ho fretta perché devo andare a lavorare perché devi fare, dove vai adesso? Che fai? C'è Cugia da Diego che mi aspetta. Ah sì, ma tutto a posto con Diego? Certo, io vado sempre d'accordo con te. Nel senso, siete due caratteri molto forti. No, ma non vuol dire niente.
Diego è un uomo intelligente, quando poi ci si scontra uno fa come cazzo gli pare. Certo. Io sono proprio curioso di vedere sta seconda puntata. Certo. Senti, posso fare l'ultima domanda? Certo. C'ho la tua biografia, l'ultima e poi puoi andare tranquillo. C'è questa cosa qui che mi ha fatto un po' pensare così, Cioè, mi ha fatto incuriosire più che altro. Allora, nel marzo del 1997 Gianfranco Funari torna a far parlare di sé annunciando la sua candidatura a sindaco di Milano con una lista Funari. Per qualche settimana i sondaggi danno Funari al quarto posto. A un certo punto si reca ad Amamet a trovare Bettino Craxi per chiedere consigli sull'attività politica milanese. Al ritorno deciderà per il ritiro dalla corsa alla poltrona di sindaco. Non esattamente al ritorno, dopo 10 giorni. E che ti aveva detto? Ma lui niente, ma aveva instradato bene. Però è venuta la mafia a casa. Volevano 12 consiglieri comunali. E io mi sono un po' seccato e a un certo punto... Abbiamo capito bene? È venuta la mafia? È venuta la mafia a casa. C'è proprio Don Vito Corleone. A casa. Maria. Io ho una figlia. Allora, mi hanno parlato di un mafioso che stava alla fiera degli Obei con la figliola sulle spalle e disse questa frase: Funari, evitiamo spargimenti di sangue. Ah, così, così, tipo film. Ci appoggia questi 12 nomi. Io ho preso e me ne sono andato. Certo, doveva fare. Anche perché nota bene che uscì un articolo sul Corriere della Sera che diceva: ho avuto delle versioni, non mi ha chiamato né la polizia, nessuno. Aspetta, un dei sindacati di persone di vecchi mi appoggiò, entrare in ufficio, gli mandarono tutto per aria, gli dettero una cofana di botte. Poi un altro passò un sacco di guai, ma sono talmente tanti guai, niente. Bettino mi dette, lui sperava che io rifacessi il Partito Socialista essendo stato suo grande nemico. Mi offrì i figli per la raccolta delle firme, ma non feci in tempo a fare niente perché le minacce furono spaventose. Incredibile. Ragazzi, queste cose dette qua proprio ragazzi, noi siamo un se po'... qualcuno, o dico in radio, vuol smentirmi, venga qui da Fiorello. Lo dica. Venga qui. Se domani... Venga qui. No, certo. Se domani in redazione... questa è la voce che ci piace. Venga qui. E questa è la voce. E questa è la voce. Capito? Venga qui. Venga. Se uscendo troviamo una testa di cavallo in macchina, vuol dire che noi ci abbiamo sempre nella nostra guardia del corpo che viene da... bisogna tratti bene questo perché io lo adoro. No, guarda, noi sai che abbiamo una guardia del corpo che sai da dove viene? Dalle isole Tremiti. Senti, guardia del corpo. Buongiorno. Le isole Tremiti trema, non lui. Bene. Grazie a Gianfranco Funari. Grazie al pubblico. In bocca al lupo. Siete buona parte dello spettacolo. Grazie Fiorello. Grazie Gianfranco. Sempre fortissimo. Vai con Solange. Vai. Un po' d'allegria. Solange. Sole, 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 Solange. Sole, 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 Solange. Sole, 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 Solange. Vai uno. Sole, 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 Solange. Appiccichiamo al nostro tempo i cuori sudati, scappiamo via, senza dimenticare i battiti. Ma Solange che canta. Allora io direi c'è niente, ormai settimane che la Calabria è tornata ed è una cosa che io non riesco a... che devi fare? Non è la che TV. li rifacciamo ogni volta. Questi chiamano, si vogliono infilare. Vabbè, nel frattempo posso ricordare, lo ricordo così, non è che c'è... Cosa? Domani c'è lo spettacolo a Roma. Ecco, non mica solo domani. Palalotto Mati mi tocca, domani è faticoso, sai. Mica solo domani. Venerdì, sabato, domenica riposo, lunedì. E poi lunedì e martedì. Se c'era mai di perché riposi? È tutto pieno, però che ne so.
Provate, insomma. Allora, volevo fare il ballerino Wanna Be a Dancer, ci sarà Cremonesi, tutta l'orchestra. Tu verrai a vedermi mai? Sì, come no, sono venuto a Roma già al Palazzo Matico l'anno scorso, sono venuto, ma ritorno. Se vuoi, mi ricordo è che gratis, non ti faccio lo so, pagare, non è che... Anche la prima fila mi ha dato, mi ha inquadrato all'inizio, mi hai preso per i fondelli. Come no? Simpatica. Pronto? Sì? Pronto? Passiamo la musica, chi è che parla? Chi è che parla? Sono l'intrattenitore. Chi è? La televisione calabrese. Allora sappi che se parla così vicino non si capisce. Allora ma lontano. E parli meno veloce. E soprattutto meno toscano, che lei è calabrese. Lei è calabrese, lo sa, la televisione è calabrese. Lo so. E com'è la televisione? Ecco, adesso è meglio. Ora va meglio. Lei che mestiere, di cosa si occupa? Io mi occupo un po' di tutto. Adesso aspira, adesso è troppo calabrese. Adesso è troppo calabrese. Si occupa di tutto? Ma lei sono tutto fare. Lei è intrattenitore soprattutto. Certamente. Lo terrei lì per mezz'ora. Sì, anch'io. Mezz'ora. Cose. Senta, il direttore dov'è? Il direttore è andato via. Ma aspira le T e le C, non anche le V. Non può aspirare anche la V, la aspira solo lei al mondo. Ma sentite però, l'intrattenitore ride come Cremonesi. È vero, è uguale. Capito, è le coincidenze della vita, guarda. Sta tornando Toscano. Sì. Pisano sta Calabrese. Calabrese. Me ne prendete per il culo? No. Come, scusi? Mi state prendendo per i fondelli? Aspira la F, tutte le aspira. Guarda, senti, fammi parlare, perché mi sono anche stufato, Va bene, ora arriva il direttore. Non potete approfittare così, Adesso arriverà. Ha visto c'era Funari? Ho visto. L'ho anche sentito. Che domanda gli avrebbe fatto a Funari lei? Che domanda gli avrei fatto? Ma che ne so io, mi faccia pensare un attimo. Da calabrese però. Da calabrese? Lasciamo perdere che tanto non esce fuori. Ma insomma, va sto direttore. Arriva. Ora con calma. Ma io protesto con i sindacati, guarda. Io non so. Ma che devo fare? Guardi, mi sta prendendo veramente per i fondelli questo direttore. Sì, eppure lei, che cosa hai detto? Tutto pronto? Sì, direttore. Che cosa ha fatto? Ci ha intrattenuto, intrattenitore. È intrattenuto? Sì. È intrattenuto che è intrattenuto? Sì, oddio. Che è intrattenuto? È ritornato calabrese ora. Allora, benvenuti alla televisione Calabrese. Sì. Perché la nostra è la nuova TV satellitare. Bene, si può vedere in tutto il mondo. Fino a Cosenza. Ma scusi, ma che satellite è? È un satellite calabrese, lo abbiamo piazzato sulla Sila. Ma è una bufala, scusa. Ma sai questa scusa quante parabole abbiamo venduto? Le fa mio cugino con i cofani delle smart rubate. Che dobbiamo fare? Ormai sono così. Mi scusi un momento. Il solito segnale orario. No, c'era un sorcio che stava entrando. L'ho preso in pieno. Un altro topo? No, sono le 3. Questo è il segnale orario. E lei non lo capisce, ha capito? Il segnale orario è offerto la pubblicità dal fruttivendolo Franco Ruffino. Se ti piace la frutta, mangiala per rutta. Questo è lo slogan. Da Franco Ruffino, anche il cetriolo è sopraffino. Bello questo slogan. Ti piace? E li penso tutti io. Ora c'è la nuova SOAP. SOAP? SOAP. Sì, come si chiama? SOAP. Come si chiama? Soap opera. È bergamasco adesso. Mi stai pestando il tubo. Scusa. Siamo a televisione calabrese. Ogni tanto se ne dimentica. Allora, c'è la nuova soap opera. Come si chiama? 100 vetrine. Ma la fanno già su Canale 5 da anni quella. Ladri! Ma come ladri? Loro sono. La nostra è una soap bellissima, vuoi sentire la trama? Sentiamola. Allora c'è un gruppo di persone che chiede dei finanziamenti ai negozianti della zona. Se non gli danno i soldi loro gli spaccano le vetrine a sassare. Eccola qua. Beh, scommetto che anche questa è stata una sua idea. Certo. 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 Certo vuol dire certo. È arrivato l'antennista. L'antennista calabrese, sì. Sentiamolo. Pronto? Ciao, salutali. Ciao, buongiorno, sono l'antennista. Veneto? Sì, perché sai, Venezia, hanno i canali. Cose, certo, dunque sono più bravi. Non ci avevo mica pensato a questa cosa. Avanti, stai zitto, cretino. Possiamo cominciare il nostro gioco? Non vedo l'ora di sentire i dialetti. La ghigliottina, vai con la sigla. Buongiorno. Buongiorno. Vedi chi è? Chi è? Sono il direttore. No, perché mi dice buongiorno come se fosse... Intanto ricordiamo che la ghigliottina è offerto da
Fate l'amore con il sapore. Tanino Sapore riceve tutti i giorni a Copanello telefonare o le paste. Va bene, ok. Questo è lo sponsor della trasmissione. Hanno le vocali lunghe in Calabria. Allora, andiamo, il primo concorrente viene da Termoli. Buongiorno, come si chiama? Ciao, mi chiamo Giovanni. Ma a Termoli non parlano così. Che lavoro fa, zitto? Cioè io allestisco le vetrine dei negozi. Perché l'ha sentito prima. Certo, ora. Allora, quali sono i suoi hobby? Paracadutista. A Termoli, lei fa il capo paracadutista a Termoli? Sì, c'è una famosissima scuola. Vabbè, pronto col gioco? Le do 5 indizi, indovini la parola misteriosa. Sentiamo qual è. Stai attento, Sentiamo. Albero, babbo, dicembre, Natale. ren e puntale. Natale. La Befana. Ma che la È proprio uno scemunito che la scoccia. Lei è un cretino, Befana sua sorella sarà. Forza, zitto, metti la testa qua. Sorridere. Eccolo. Metti la testa, sorridere. Non lo faccia. Dici vai. E chi sei andato? È andato. Fate entrare un altro, levate gli cetti. Allora, il prossimo concorrente viene da Gallipoli. Come si chiama lei? Buongiorno! Io lo sapevo. Gli abbiamo teso il trabocchetto e lui ci è cascato. Come un pirla, no? Allora, senta, signore, dica come si chiama? Dica come si chiama? Pino! Pio, certo, Gallipoli. No, Pino! Ah, Pino, pensavo Pio. Adesso fa pure la battuta, vabbè. Ho detto Pino, deficiente. Che lavoro fa lei, signore di Gallipoli, che si chiama Pino? Faccio l'allevatore! È sposato? Sì! Quanti figli ha? 5! Vabbè, facciamo il gioco. È pronto? Sì! La parola misteriosa, i 5 indizi. Albero, babbo, regalo, ren e puntale. Natale! No! Come ha no? sbagliato. Ma come no, scusi? Ma Purtroppo perché? ha sbagliato. Venga qua, signor Gallipoli di Gallipoli. Pino, metta la testa qua dentro, sorrida. Mi faccio vedere, abbassi qui, giusto il dolce vita si è messo ora. Via! E questo è andato. Ma perché, scusi, era giusto Natale? No. Ma come no? E qual è? Era Albano. Come Albano? Cosa c'entra Albano, scusi? No, glielo dimostro? vabbè. Albero. Perché? Cellino dov'è? Vicino a Albero Bello. Ah, quindi... vabbè, ok. Babbo? Babbo, se non è Babbo Albano, c'ha tutti i figli che c'ha. Vabbè. Dicembre, scusi. Ha cosa- fatto una canzone. Noi abbiamo l'imitatore di Albano qua in persona che vi canterà il 13 dicembre Santa Lucia. Vai, sentiamo. Il 13 dicembre, Santa Lucia! È l'imitatore di Albano questo. Vabbè. Ufficiale. Scusi, vabbè. Andiamo avanti, dicembre va bene. Renna? Che ieri Albano, proprio ieri, si è comprato una giacca di renna. Ma in primavera. È difficile. In primavera una giacca di renna? Ma c'erano gli sconti a Cellino. Vabbè, ok, allora l'ultima, puntale? Ma secondo voi? Tutti quei figli come li ha ho fatti? capito, vabbè, grazie. E allora, arrivederci, saluta, sì, Mamma mia. Gallipoli proprio c'è caduto con tutte le scarpe. Gallipoli, sì, ragazzi. vabbè. Gallipoli. Ma noi gli tendiamo, noi oggi, allora diciamolo come Sì. dietrologia. Sì. Ok, quando preparavamo stamattina, lui non c'era, Cremonesi, e diciamo, da dove gli diciamo? Scommetti che se diciamo che di Gallipoli Sì, lui sì. fa il Il gallo? gallo, sicuro Esatto. che- E così è Infatti. stato, incredibile. Non ci sorprendi mai, Cremonesi. Delle tremiti. Sì. E quando diremo che è nato all'Aquila cosa farai? Non mi viene in mente niente. Dai, facciamo finta. Abbiamo il concorrente viene dall'Aquila. Vabbè. Un cretino. E lì ci proviamo a chiamarlo? Proviamo, ma No, dai, oggi no, 4 facciamolo, giorni di lasciamolo fila. stare, Sì. dai. Se no, che dite voi? 4 giorni di fila è dura. Non che saprei si neanche risponda. cosa chiedergli. Come va? Ok, E diciamo poi come parte va. lui. Ok. Fai una cosa, parlaci tu e di che io non ci sono. sì, sì, sì. Che sono malato, io sono a casa con la febbre. Sì, sì. No, perché? No, poi tocca te. Vai, parlaci te, di che io non ci sono, Sì. che, aspetta, che possiamo dire? Sei in bagno.
4 giorni a fila, la vedo durissima. Mi sa possiamo preparare la sigla di chiusura. Sì. Intanto chiamiamoli spostati. Spostati? Ci siete? Spostati? Sì, ecco, scusateci, stavamo parlando con l'ospite che è entrato in questo Chi è momento. l'ospite? Aspetta, indovinate. Parla una sola parola, di ospite. pronto. Accidenti. Chi è? Indovinate. No. Non abbiamo sentito niente. Ancora? Accidenti. Accidenti. No, niente, accidenti non si capisce. No, lo dicono in un altro modo. Lo so io. Sì, chi è? Lamberto Sposini. Bravissimo! Me l'ha suggerito Massimo. Ciao Sposini, come stai? Ciao Rosario, bene. Beh, mi è piaciuto molto l'altra sera il giochetto della freccetta. C'ha appeso. Sì, la freccetta su... Ma quanto mi perseguiterà ancora il fantasma di Rosario? Ma sai com'è, no? Funziona così poi, prima che ti liberi... No, guarda, in realtà mi ha proprio liberato. Non è che mi devo liberare io dal fantasma, mi ha proprio liberato. Come mai sei lì dagli spostati? Così? Beh, perché è il programma radiofonico che preferisco. Grande, giusto. Noi non ci rimaniamo male per niente, anzi, per noi gli spostati sono come possiamo dire, parenti? Anche più di parenti. Ci fanno... Senti, intanto noi stavamo tentando di collegarci con Mike Buongiorno, ma non c'ha appeso. Senti, non l'avete sentito Funari? Sì, l'ho sentito anch'io. Speriamo che sabato sia così. Dipende da lui. Dipende anche da Cugia. No, dipende da lui anche. E soprattutto dipende dagli spettatori. Dagli spettatori, se hanno voglia. Se hanno voglia. Vabbè, vi lasciamo subito il campo. Sì, noi allora, giusto ricordiamo una cosa, che questo weekend esce il CD di Mr. Lui. Cosa ha detto? Esce il CD di Mr. Lui. Questo weekend. Mr. Lui? Sì, lui. Esce. Ha fatto un 2 CD. video inediti con un personaggio nuovo, addirittura un personaggio nuovo. Mr. Lui sapete chi è, no? Sì, Italia quello. 1, Quello lì che gli spari dopo 2 minuti è lui. Mr. Lui, ma hai fatto veramente il disco? Sì. Lo possiamo sentire? Un pezzettino? Lolli ce l'hai? Ce l'ha. No. Un pezzettino lo sentiamo, dai. Nel frattempo su Mr. Lui chiamate Mike, se risponde glielo lasciamo di sottofondo. E sentiamo cosa dice. Ok, sentiamo, vai. Sentiamo. Cosa dice? Passa. Grazie Lolli. Basta, grazie, così. arrivederci. Immagini in macchina, lo senti cosa fai. No, scherzo, vai. Sembra una cosa scozzese. Ciao. Bam bam, so tinha perdi. Yes, Lore Puru. Bam bam, so tinha perdi. Yes, Lore Boga. Il nuovo disco di Marco Lui. Primo e ultimo. Preparatevi, classifiche. Chi c'è al numero 1 sta settimana? Antonacci? Chi è? Sappiamo chi c'è. Numero 1 su Apri la vigna. Apri la vigna? Allora la vigna raccoglie l'ultimo. Squilla, silenzio. Parlaci te. Sì, ma tanto facciamo parlare Lamberto Sposini. Ciao dai, Lamberto. sì, Lamberto Sposini. Ciao Lamberto. Ciao Mike, sono Lamberto. Così, dai. Continuate. No, salutiamo adesso. Facciamo l'ultimo tentativo. Però se gli parla lui non se l'aspetta. La segretaria di Mike che parla con Lamberto. No, è troppo lunga. Proviamo di nuovo. Sì, venga a riscuotere un terzo del vostro stipendio. Sì. Sentiamo. E ci parla Lamberto? Lamberto, se risponde dici subito pronto, sono Lamberto Sposini. Vorrei Mike. Sì. Difficile, che mica ha detto. Mannaggia lui. Proprio oggi era bello, scherzo, Lamberto. Gli diceva mi inviti al migliore, tipo che faccio da parte. Sai che sta andando bene migliore, sta aumentando sempre di più. Le categorie funzionano. Sì, funziona. Adesso c'è i giornalisti. Poi Sposini, la prossima sono palafrenieri. Oltre 2 milioni. I masochisti, ti ricordi? Ti ricordi che lo facevamo noi? I masochisti. Noi avevamo le categorie, e ora per voi gli spacciatori. Quelle sarebbero categorie. Allora abbiamo tutti uno girati di spalle. spacciatore di hashish, come va? Tutto bene? Lei cosa spaccia? Io ho provato il crack, Mi ricordo, fece una mistura.
sarebbe meraviglioso. Sì. Che fa questa cosa. Allora ragazzi, cosa facciamo? Una bella botta. Un salutone ad Alice Lima che è nata oggi, sì, figlia di amici di Bozzi. Figlia di Lima. Bene, abbiamo terminato oggi, finalmente facciamo i titoli di coda che saranno 6 anni che non li abbiamo facciamo. sforato solo di un minuto oggi. Sì, allora, è appunto per questo. Viva Radio 2, programma di Fiorello, Baldini, Francesco Bozzi, Riccardo Cassini, Alberto Di Risio, Federico Taddia. La collaborazione ai testi Roberto Testarmata, testa. Musica e arrangiamenti di Enrico Cremonesi, detto il Tremitano. Poi ancora i musicisti, Massimo Pacciani alla batteria, Carmelo Esgro al basso, Antonello Corraduzza alla chitarra, Ambrogio Frigerio al trombone, Daniele Giardina alla tromba, Michael Rosen al sax. I tecnici Pino Berardi, Paolina Brai, Marco Cristilli e Sassà Bellistri. La redazione Betta Farina, Alessandro Provenzano. Ma quanti siamo? Backstage, sito internet Marco Lui, il pazzo col disco nuovo. Prima. Marco Lolli regista, programma a cura di Marina Mancini. E ringraziamo Gianfranco Funari che oggi è stato con noi. Senti, allora lo vogliamo ricordare che stiamo preparando il CD di Viva Radio 2 con il meglio di questi ultimi 3 mesi. Stiamo preparando, stiamo scegliendo i pezzi, quindi quando uscirà secondo voi? Ma fine maggio? Giugno, Fine maggio. per l'estate, dai. Infatti oggi registreremo proprio qua col pubblico di oggi, per chi vorrà rimanere, registreremo alcuni inserti perché poi chi vuole stare nel CD rimanga qui, rimanga qui. Chi vuole stare nel CD diremo proprio delle cose molto carine. Tu sai la scommessa, no? Se dovessimo andare al numero 1 in classifica, io e Baldini saremo vestiti da Majorette e faremo il giro di Via Asiago vestiti da Majorette con la banda dietro e una gigantografia del CD. Bello. Spostati verrete? Sì, come no? A dare il tempo. A dare il tempo. Pensa a Baldini con le calze contenitive. E le clavette. Sì, con le clavette che ce li terremo addosso. Comunque la cosa di prima di Mike non era male. No, ma ti immagini? Dai, allora, rifacciamo, riproviamo. No, tanto non ci. Quando ci ricapita? Avete una cartina? Forza. Allora, vuoi sbriciolare? Portate la pipetta. Allora chi ha un cilum me lo passi. Un laccio emostatico arrotola un 50, forza. Tagliata bene. Va bene, dai, appuntamento a domani mattina. Volevano riprovare loro. Domani grande, altro grande personaggio, Zeffirelli. Zeffirelli. Sì, Franchino? Franco quello che Zeffirelli. fece famosa la pietà di Zeffirelli. No, quella di Michelangelo. Siamo là, insomma. Ok? Allora, domani. Mi ha mandato un messaggio sul telefonino di Dirisio Riccardo Rossi, è un messaggio meraviglioso. Stasera sono a Comiso, riesci a dirlo? Riccardo Rossi a Comiso, amici di tutta Italia, non sapete dove andare? Andate a Comiso, tanto è gratis per Riccardo Rossi. Allora riproviamo l'ultima volta perché a quest'ora non se lo aspetta. Lamberto, parlaci te però, Sì, certo. Appena dice sono qua apposta. Vai. Niente. Ma magari guarda l'orologio e dice a quest'ora l'avranno finito e risponde. Ma vede il numero di Roma forse. No, è anonimo. Anonimo? Sì. È anonimo, no? Vediamo. Anonimo, pensa se eravamo a Venezia. Anonimo veneziano. Cazzata però. No, era un rumore strano. Beh, però. Niente, no, non c'è ormai. Oggi 3 volte di fila già. Appena stacca, vi diamo la linea immediatamente. Sì. Ciao a tutti, divertitevi. Ciao. Dai, ma adesso 9 ore a squillare, non stacca più. la zampata. Niente, ormai. Loro sperano che. Sì, beh, in effetti. Stavolta proprio lui. No, perché vedo Sposini carico, capito? Sarebbe stato bello. Poi aveva fatto buona la prima su Italia 1. Gli avrei detto, Mike, lo sai che sono diventato il direttore della 3? Niente, è andato via, dai. È andato via. Ciao. Bata vi ringrazia dell'ascolto di Viva Radio 2.